Eccoci, il sindaco risponde tutti i martedì dalle ore 19:30 alle ore 20:30. Il sindaco risponde tramite i messaggi, le telefonate, le email durante la settimana. Ovviamente ringraziamo molto i telespettatori cittadini di Padova perché questa trasmissione sta prendendo piede, ci sono moltissime telefonate, moltissime email, guardate, abbiamo davvero delle email davvero tantissime, quindi ringraziamo tutti coloro che sono interessati, ovviamente anche per i propri interessi, un gioco di parole, che assistono a questa trasmissione. Allora, mi diceva Elisabetta, che è la mia assistente, che è in regia, che c'è una telefonata prima dei messaggi. Abbiamo anche molti messaggi. Allora andiamo con la telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Anzi, scusate, prima la signora Roberta ha richiamato, le avevo chiesto un po' di essere sintetica, ha fatto, chiedo gentilmente scusa se le chiudiamo il telefono alla signora Roberta, però dobbiamo farlo perché dobbiamo rispettare anche le esigenze di altri cittadini di Padova. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera signor Sindaco. Buonasera. Sono Zambon Renzo. Se alziamo l'audio studio. Sant'Orso la Vecchia, lungo il parco del Roncaiette. Prego. Ecco, l'asine è impraticabile. Per arrivare in via Vigonorese incontro tantissime buche, con un danno anche per l'auto. Mentre d'estate vado in conflitto con i podisti, perché i ciclisti gli sollevano la polvere e mi dicono delle parolacce. Non si potrebbe asfaltare quel pezzo di via Sant'Orso la Vecchia? L'altra sponda è asfaltata. Bene, grazie. Sindaco, dice si può asfaltare? No, non è facile. Stiamo cercando che il suolo sia meno permeabile possibile proprio per il motivo di idraulica, per cui asfaltare cerchiamo di fare il meno possibile. Se c'è una strada bianca penso sia positivo, bisogna portare pazienza, avere rispetto reciproco, magari anche chi corre, chi va in bicicletta, bisogna portare pazienza. Bene, messaggi, Elisabetta, ne abbiamo 4, iniziamo con il primo. Volevo segnalare una buca importante sull'asfalto in via dei Colli, direzione Tencarola, subito dopo il ponte a livello, ingresso nuovo supermercato Eurospin. Grazie per la vostra disponibilità, Stefania. Sarà fatto domani. Domani sarà fatto, Stefania. Domani sarà avvisato, interverremo sicuramente. Grazie dell'informazione. Andiamo nel secondo messaggio. Abbattere 100 alberi per fare una barriera fonoassorbente dopo un G20 ci pare anacronistico. Trovato un'altra soluzione, lo chiede il comitato Stanga. Ho appena detto, stiamo cercando un'altra soluzione, senza abbattere, non sono 100, sono 70, ma non importa questo. Stiamo cercando soluzioni diverse. Il comitato Stanga non vuole barriere, ma non vuole abbattere gli alberi. Stiamo cercando con l'assessore Michalizzi un'altra soluzione e la troveremo. Bene, andiamo al terzo messaggio, Elisabetta. Vorrei chiederle cosa ne pensa dello scempio estetico del caffè Pedrocchi, menù esposti esternamente degni del peggior autogrill, per non parlare poi dell'illuminazione delle 3 sale principali interne. L'elenco sarebbe infinito. Una volta era il caffè senza porte, ora non più. Alberto. Non ho capito bene. Praticamente dice che secondo lui sotto un aspetto estetico è uno scempio perché ci sono i menù esposti, cioè mettono fuori i menù per i clienti e tant'altro. Dice che non è bello che un caffè, in parole povere, come il Pedrocchi abbia questa disposizione per avvisare i clienti, però credo che ce l'abbiano tutti i ristoranti. Io penso che il caffè Pedrocchi oggi sia gestito bene, obiettivamente, ha un grande successo, ha un grande ritorno sotto l'aspetto anche di immagine. Adesso non so esattamente se è il menù esposto o no, però devo dare atto che la gestione sta funzionando molto molto bene e tutti hanno riscontri positivi. Però mi do un'occhiata anche questo. Questo cittadino non è contento del menù fuori dal bar Pedrocchi, o ristorante Pedrocchi, come meglio volete definirlo. Andiamo con l'ultimo della prima serie dei 4 messaggi, Elisabetta. Sono mesi e mesi che le piastre di calcetto dei parchi comunali, 3 all'Arcella e 1 a Voltabrusegana, sono senza porte da calcetto. Quando le fate installare siamo stufi di aspettare, sono passati 6 mesi e siamo veramente arrabbiati. A gennaio.
A gennaio, è stato già chiesto un'altra volta un altro ascoltatore, io ho parlato sia con l'assessore Bonavina, però dipende dall'assessore Chiara Gallani, se non sbaglio bisogna fare la gara, tutte le solite cose che sono molto lunghe, se non sbaglio a gennaio saranno installate le porte da calcetto. Da calcetto. Senta Sindaco, prima di passare altri messaggi e telefonate, la Pradina l'avete messa a pagamento e ovviamente non è più come immaginavamo tutti strapiena, perché è a pagamento tranne credo alla domenica dove dovrebbe essere gratuito il parcheggio. Come gli altri parcheggi di Padova, pari. Ecco, però di fatto si è svuotata. C'è chi sostiene che il costo sia troppo alto, le chiedono magari per chi lavora si può ridurre il costo di 1,40 € all'ora, punto di domanda, cioè l'avete valutata questa situazione? Abbiamo valutato molto bene. Allora, vogliamo capire assieme al sovrintendente che la necessità che c'è verso il Padova Ovest di parcheggio. Di conseguenza è chiaro che finché era gratuito ovviamente era strapieno. Adesso dobbiamo capire veramente che necessità c'è. Perché? Prima di investire somme cospicue di denaro pubblico dobbiamo capire che necessità c'è di parcheggio. Sicuramente il periodo natalizio sarà, anche se il pagamento sarà strapieno, però bisogna cercare di capire che richiesta c'è e in base alla richiesta anche investire denaro pubblico. È un riscontro importante che va fatto. Adesso, ovviamente bisogna capire un po' di mesi, in base all'interesse che ha il cittadino del parcheggio verranno fatte anche le scelte sotto l'aspetto economico. Va da sé, come ho già detto tante volte, che la Pradina fa parte di una parte importante del territorio cittadino e che va utilizzato in maniera corretta, nel senso nessuno vuole tagliare alberi o fare strade di alberi. Sarà fatto un parcheggio, non so di quanti, oggi è 250 posti come era prima, non è cambiato nulla, è stato messo solo i parcheggi più uno deve pagare. Probabilmente si può fare parco, è una cosa bellissima, e anche parcheggio. Nei nostri sogni, nei miei sogni, di tutti quanti, piacerebbe abbattere una parte delle mura di Via Rossini e fare tutto il parco delle mura. Però per questo vogliamo capire la futura. È un sogno o è realizzabile? È realizzabile perché non è parte non protetta, però dobbiamo capire veramente necessità di parcheggio, sicuramente c'è necessità di verde, però dobbiamo capirlo, andare certo, con tranquillità. Però sta di fatto che anche molti abitanti, cioè molti cittadini che abitavano in Corso Milano, il parcheggio essendo gratuito lo mettevano dalla mattina alla mattina dopo. E prima della Pradina cosa stiamo? Appunto succede anche questo, voglio dire. Senta Sindaco, da un ricordo paio che abbiamo messo a pagamento perché prima non era proprietà comunale. No, ma chiedono semplicemente se chi lavora in centro può avere un abbonamento, una riduzione di prezzo, tutto qui. Uno dice lavora 8 ore al giorno, 1,40 € all'ora, sono 12 euro, 13 euro. Stiamo vedendo come termine di sperimentazione cosa fare. Per poterli accontentare. Senta Sindaco, da 15 giorni ci sono più o meno i street tutor, cioè praticamente quelli che controllano le movide, come stanno andando? Bene direi, abbiamo avuto un ottimo riscontro, sono bravi, sono persone che hanno già esperienza in questo senso. Infatti noi siamo una città universitaria, di conseguenza eravamo forse abituati, tra virgolette, che con il lockdown non c'erano più studenti. Sono ritornati gli studenti, sono tanti. Ricordo, sono 61.000 a Padova, per fortuna, ringrazio Dio che abbiamo così tanti studenti. Non solo, abbiamo anche 24.000 matricole, quest'anno c'è stato un record, 4.000 in più. Per cui, chiaramente i ragazzi hanno metodologie diverse da quelli più adulti, il che non significa che devono disturbare dopo mezzanotte, non devono guardare, sporcare, creare problemi. Bisogna contemperare il bisogno dei ragazzi di socializzare tra di loro, nel contempo stare attenti che non esagerino. Per cui abbiamo scelto la via, ovviamente, di queste 10 persone che hanno esperienza in questi sensi con ottimi risultati. È chiaro che quando sono 2-3 mila persone che parlano tutte assieme, è chiaro che disturbano, però i bar smettono a mezzanotte, non c'è più musica, stanno molto attenti, i ragazzi si comportano in maniera responsabile, chiedono istruzione,
No, queste non sono persone che sono abituate anche in altre città a fare questo lavoro, aiutano a tutti quanti, anche i ragazzi, a comportarsi in maniera corretta. Senta, prima di leggere i messaggi, poi chiedo a Elisabetta se abbiamo telefonate in arrivo. 20 colonnine di ricarica elettrica sono arrivate, le prime 18 colonnine, c'è una telefonata, facciamo una telefonata, poi le chiedo di questo. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, sono Federica e abito a Chiesa Nuova. Prego Federica. Sì, io abito a Chiesa Nuova dal 2000 e praticamente da quando ho acquistato la casa ho notizia che il fondo a Via Pelosa, che attualmente è chiusa, sarebbe stato aperto un sottopassaggio, perché la situazione del traffico nel cavalcavia Chiesa Nuova, diciamo in entrata verso Padova, sta diventando drammatica e non oso pensare cosa diventerà nei prossimi tempi con tutti gli edifici che stanno costruendo. Per cui volevo sapere se c'è in progetto reale la soluzione di questo problema che sta diventando veramente oneroso. Grazie, prego Sindaco. Non ho capito, Via Pelosa? Zona Chiesa Nuova, dice, stanno costruendo e lì la strada è piccola e ha paura che aumenti il traffico, e quindi ovviamente se ci sono delle iniziative alternative per quanto riguarda la viabilità. Via Pelosa, la provincia sta aumentando la carreggiata, sono in corso dei lavori, per cui passo spesso. È vero che via Chiesa Nuova c'è tanto traffico, è la prima via di missione a Padova. Infatti nel nostro progetto cerchiamo di fare la terza linea del tram che collega Rubano a Vigonza. Ma ci vorrà tempo ancora lì. Entro il 2026, perché sennò perdiamo il finanziamento di 335. Ma entro il 2026 devono iniziare i lavori o sono finiti? Operativo. Per cui vuol dire 5 anni, che vuol dire niente per quanto riguarda l'amministrazione pubblica, però entro il 2026 o si fanno i lavori, è operativo e ce la faremo. Ma questo cambierà veramente l'aspetto della via, sia di via Chiesa Nuova sia di Padova. Le treni del tram porteranno 20 milioni di persone all'anno. Cambierà la vialità di Padova in maniera positiva per l'inquinamento, per il traffico. Io sono sempre stato convinto che se uno deve andare in un posto dal punto A al punto B e ci impiega 10 minuti in macchina, ci impiega 5 minuti in tram, sceglie il tram. Assolutamente. Telefonata che abbiamo in linea, pronto, buonasera. Molto buonasera. Intanto complimenti per il nostro sindaco. Signora, abbiamo da un po' di anni. Signora, aspetti, signora, deve abbassare l'audio del televisore perché altrimenti rimbomba tutto a casa sua e anche qui in studio. Se gentilmente abbassa, si presenta, mi dice come si chiama e da dove telefona e poi fa i complimenti al sindaco. Pronto? Sì. La sentirò anche sul telefono perché non riesco a... Le dico una cosa allora. Da dove chiama? Io chiamo dalla zona Arcella. Prego. Da? Zona Arcella. Sì. Una laterale di via Zara. Una laterale di via Zara. Prego signora. Sì. Che si chiama via Cherso. Bene. La conosce? Non capire. C'è una laterale, è una laterale di via Zara che si chiama via Cherso o Carso mi sembra, e le ha chiesto se la conosce. No, non la conosce, però ha capito la zona benissimo. Sì. Prego signora. Allora avevamo prima tanti cassonetti, adesso via i cassonetti di noi. In quelli c'è un'aiola verde bellissima con degli alberi molto belli e lì vanno su anche con le macchine a parcheggiare. Hanno tolto, l'ho seccato tutto intorno che teneva chiusa l'aiola, non c'era accesso, è venuto l'uomo a tagliare l'erba, ha tolto il divieto di direzione dei cani e intanto tutti vanno là la mattina con i cani, c'è la processione e non raccolgono niente. Lo staccato manca, le macchine vanno su e lo spaccio arriva e c'è il mercato aperto, tra poco c'è il banchetto sull'angolo. Io sono affrontata con questa situazione qua. Va bene signora, cosa chiede? Altre 4 famiglie che adesso... Ecco, e cosa chiede il sindaco? Non ci sarà a casa qualcuno? Un signore mi dice che lavora anche per voi, Benetollo, per fare un nome. Va bene, ma cosa chiede il sindaco signora? Non capito. Ma che venga chiuso come c'era la staccionata intorno prima?
Ah, perché è stata tolta la staccionata. I paletti non vanno sulle macchine. Praticamente c'è un pezzo dove c'è l'erba, hanno tolto la staccionata, mettono le macchine sopra. Lei vorrebbe far ritornare la staccionata e non le macchine. Domani verifico la cosa, non la conosco onestamente, però domani verifico immediatamente. Domani il sindaco verifica e poi le darà una risposta. Signora, grazie. Andiamo a leggere i messaggi. Elisabetta, iniziamo col primo, rapidi, via. Buonasera, quando inizierà la nuova linea del tram? Lo chiede Lorenzo. Quale? No, se ne sono, Le dica tutte e due. Sì. Beh, il primo comincia in primavera, aprile-maggio. Quello che va a sarebbe Volta quello Barozzo, stazione Volta Barozzo. Stazione Volta Barozzo inizia in L'altro primavera. presumo abbastanza entro un anno, bisogna, perché entro il 2026 deve essere completato, Urbano di Gonza. E l'altro entro un anno. Andiamo col secondo messaggio. Chiesa Nuova abbandonata. Si farà qualcosa al posto della ex caserma abbandonata? Grazie. Caserma Romagnoli. Caserma Romagnoli è una cittadina praticamente, è 150.000 metri quadrati, è una città. Stiamo lavorando con lo Stato, Invimit non è proprietà del Comune, è dello Stato. A suo tempo è stata cartolarizzata. Stiamo collaborando in Invimit per trovare una soluzione. La soluzione finale sarà la parte posteriore, metà più o meno, aumenterà il parco Bentelle. La parte anteriore a quello che va verso via Chiesa Nuova, dove passerà anche il tram, sarà fatta la piazza e sarà anche delle residenze, cioè abitazioni piuttosto che luoghi pubblici. Però stiamo ragionando con Invimit, che è lo Stato che ha cartolarizzato a suo tempo le caserme, per cercare la soluzione, che non sarà a breve, però mi auguro, spero, c'è un ottimo amministratore delegato adesso, spero che troveremo nel un giro un anno e mezzo la soluzione definitiva. Andiamo avanti, credo il terzo messaggio, Elisabetta. Sono un residente di Ponte di Brenta, via Bianchi 11. Quando vengono asfaltate le strade che sono in pessime condizioni? Non lo so, ripeto, abbiamo fatto moltissimi investimenti, saranno fatti moltissimi investimenti sulle asfaltature marciapiedi. Via Bianchi non lo so, però darò sicuramente la risposta quando sarà fatta. Bene, andiamo, ce n'è ancora messaggi, Elisabetta, eccolo qua. Vorrei sapere se l'amministrazione intende emettere un'ordinanza per impedire l'esplosione di petardi nei luoghi pubblici, strade, piazze, parchi. Vedasi l'ultimo caso di cagnetta scappata a causa della paura provocata dai petardi. Allora, rispetto bene agli animali, basilare. Allora, infatti non ci saranno a mezzanotte quest'anno da parte nostra, come l'anno scorso, i fuochi artificiali, assolutamente, sia per rispetto all'inquinamento sia per rispetto agli animali. Se uno crea problemi a terzi, ovviamente basta chiamare la polizia locale o la polizia, intervengono. È basilare il rispetto però degli altri, sia nel senso degli animali sia delle persone. Noi stiamo limitando moltissimo il nostro comportamento proprio in virtù di non creare problemi. Bene, andiamo in pubblicità, vi ricordo ancora i numeri per interagire con noi. Allora, per chiamare la diretta, fra poco vedete la videata, eccola qui, 049 807 7753, per mandare i messaggi 345 334 1171. Il sindaco risponde @gruppotv7.com, potete mandare l'email durante la settimana. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Ai Report. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi, a tra poco.